Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Allarme dell'associazione Meter di Dondinoto, scoperti centinaia di migliaia di file pedopornografici sulla piattaforma Signal, segnalazioni e denunce alla polizia postale. Preoccupazione a Giarre per l'ingrossarsi dei torrenti dopo le piogge degli ultimi giorni. A Macchia i cittadini puntano il dito contro le istituzioni per la mancata prevenzione. Allarme arsenico sulla riviera ionica del Messinese, i sindaci di Nizza, Roccalumera e Ali temono che il veleno contenuto nel materiale di scavo di un cantiere possa inquinare le falde. A Catania donazioni strumentali ad addio Pizzo per ottenere riduzioni di pena, il sotterfugio denunciato dalla stessa associazione antimafia. Tutto pronto per la tradizionale Fiera dei Morti a Catania, superati in extremis i problemi burocratici, sarà allestita nel piazzale del parcheggio scambiatore di Fontana Rossa. Campagna di informazione di CISL contro le aggressioni al personale sanitario, chieste nuove assunzioni nei reparti d'urgenza. Calcio, 3 partite in una settimana, la ricorsa alla vetta del Catania passa dalle sfide contro Latina, Turris e Messina. Inglese è pronto a tornare titolare. Buonasera. Pedopornografia online. L'associazione Meter di Dondinoto scopre un archivio con centinaia di migliaia di file in un link sulla piattaforma Signal, il servizio di Francesco Aloi. Un livello di privacy che è insuperabile. Lo leggiamo nella presentazione di Signal, una piattaforma di messaggistica super sicura che sta diventando la roccaforte di chi diffonde contenuti pedopornografici. Quando ci sono dei pedocriminali che hanno già leso la dignità dei bambini, non possiamo noi tollerare minimamente che c'è l'esaltazione di una attenta privacy. In poche ore sono 46 i link che Meter ha segnalato alla polizia postale, decine e decine i gruppi monitorati. In uno di questi la scoperta che Don Fortunato mai avrebbe immaginato di fare: 1,5 terabyte di video e foto, quasi 150.000 file con materiale pedopornografico, mai così tanti trovati in una sola volta. Su Signal ci sono dei gruppi dove si trafficano anche i bambini ancora appena nati, abusati, realmente abusati, o dall'altra parte il fenomeno della pedomama, dove c'è un ingente materiale, dove ci sono delle donne che abusano di bambini neonati. Massima attenzione, soprattutto ai più piccoli, e denunciare sempre. È il facile vademecum da seguire, con la speranza che Signal collabori per mettere fine a questi reati. Don Fortunato se lo augura tanto. Ci appelliamo veramente all'amministrazione di Signal, dove è necessario prendere dei provvedimenti. La polizia postale di Catania ha arrestato in flagranza di reato un 31enne residente in provincia trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli inquirenti hanno ricevuto la denuncia da parte di una madre di una ragazzina di 12 anni, mentre l'associazione Meter ha scoperto e denunciato, come abbiamo visto, un grandissimo archivio ritrovato in rete. Adesso ci occupiamo del caso di Denise Pipitone, il padre legale della bambina scomparsa dal 2004 a Mazara del Vallo, torna a chiedere la riapertura delle indagini appunto sulla sparizione della figlia, quella bambina che lui per 4 anni ha cresciuto ed amato. Il servizio di Laura Spanò. Si torna a parlare del caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa misteriosamente da Mazara il 1 settembre del 2004. Tony Pipitone, padre legale di Denise, torna a chiedere la riapertura dell'indagine sulla scomparsa della figlia. L'inchiesta era stata archiviata dal GIP su richiesta della procura di Marsala. Pipitone è l'ex marito della madre di Denise, Piera Maggio, che ormai da 20 anni chiede di sapere la verità su quanto accaduto alla bambina. Non posso dire se ci sono elementi nuovi perché la procura non ha ancora provveduto sulla nostra istanza, ha commentato il legale di Pipitone, l'avvocato Luisa Calamia. L'istanza però fa presupporre che ci siano circostanze inedite sul caso, anche perché la novità è elemento indispensabile per una riapertura dell'inchiesta. Della richiesta di riapertura si era parlato a maggio scorso. L'istanza presentata al Tribunale di Marsala dall'avvocato Calamia era accompagnata da una dettagliata relazione redatta da un team di esperti, l'investigatore Giuseppe Asero, la consulente Katia Sartori,
della criminologa Antonella Pesce Delfino ed era fondata sulle 3 relazioni dei consulenti e su un gran numero di documenti allegati. Allora la richiesta della riapertura delle indagini non era stata presa bene dalla madre biologica di Denise, Pieramaggio, né da Pietro Pulizzi, papà naturale di Denise. Tony Pipitone è presidente dell'associazione no profit I bimbi scomparsi nel cuore, ente del terzo settore. E dopo la pioggia torrenziale, Giarre guarda con preoccupazione ai torrenti. Siamo andati a Macchia, dove i cittadini puntano il dito contro le istituzioni. È andato per noi Tonino De Mana. L'osservato speciale ed il pericolo numero 1 era il torrente Macchia, ma ad esondare è stato il Continella, decisamente più piccolo ma ugualmente abbandonato. In un modo o nell'altro Giarre ha rivissuto l'incubo del marzo 1995, quando a causa di intense precipitazioni si contarono 3 morti e decine di feriti. Lezioni mai servite in nome di una prevenzione inesistente, perché di mezzo ci sono rimpalli di competenze tra enti. A doversi occupare della pulizia del torrente Macchia a Giarre dovrebbe essere l'autorità di bacino, ma da queste parti gli unici mezzi in movimento sono sempre quelli degli incivili, che nell'alveo scaricano ogni cosa trasformandolo in una discarica a cielo aperto. Prima io ci butto le cose, perché la gente, se siamo in Germania abbiamo paura della legge tedesca, come arriviamo a Macchia siamo così. Così come? Peggio. È una giungla, è un pallone. Prima veniva pulito, ora non viene pulito più, ogni 5 anni. Da queste parti il pericolo è in ogni stagione. Il torrente è diventato una discarica e quindi molta gente butta tutto quello che deve buttare e poi magari arriva qualcuno e dà fuoco. Decisamente diversa la situazione negli anni 50. Negli anni 50 era pulito, perché la gente ci lavorava. Giusto, c'erano i contadini, facevano i muri, facevano i seioni di contenimento, meno male era curato. È colpa dei cambiamenti climatici? La risposta sta nella saggezza di quest'uomo. Non è che avrei la colpa ora solo dei cambiamenti climatici. È colpa dell'uomo. Certo. Allarme arsenico sulla riviera ionica del Messinese. Il cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario di WeBuild avrebbe liberato con il materiale di scavo una quantità superiore alla norma della sostanza velenosa, e le piogge degli ultimi giorni l'hanno fatto disciogliere. Adesso si teme per le falde acquifere. Il servizio di Francesco Triolo. L'allarme è stato lanciato dai sindaci dei paesi di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Dalit Terme, Giuseppe Lombardo, Alessandro Interdonato e Tommaso Michalizzi, e il caso è arrivato sino all'ARS con una convocazione alla 4ª Commissione Ambiente e Territorio, ma anche in Parlamento. La deputata Stefania Marino del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Orazio Schillaci chiedendo quali misure intenda adottare e che si faccia chiarezza in merito allo stoccaggio dei materiali. La Marino ha evidenziato come la scelta del Consorzio di depositare temporaneamente il materiale al villaggio Urra a Contesse, a Messina, una zona densamente abitata a poche decine di metri dal mare, abbia suscitato non poche perplessità e che nel cantiere di Nizza di Sicilia vi siano circa 14.000 tonnellate di materiali con concentrazione di arsenico superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e non stoccati in vasche chiuse, tanto che lo stoccaggio da oltre 3 mesi senza adeguate misure di contenimento non solo può avere contaminato l'ambiente circostante, ma anche le falde acquifere. Sulla vicenda e su sollecitazione proprio del sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, che è anche deputato all'ARS, si stanno muovendo sia l'ARPA che l'autorità di bacino, perché il pericolo è proprio quello che l'arsenico sciolto dalla pioggia degli ultimi giorni possa penetrare nelle falde acquifere della zona. 4 indagati e 2 società palermitane finiscono in un'inchiesta coordinata dalla Procura europea. Secondo l'accusa avrebbero usato 1 milione di euro per fini diversi da quelli previsti dal piano del PNRR. Manlio Viola. I fondi europei del PNRR, il piano per la ripresa e la resilienza nato in Europa in tempi di Covid, in Sicilia venivano usati per scopi diversi. Almeno da 4 imprenditori che sono adesso finiti sotto accusa da parte della Procura europea al culmine di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di fondi destinati alla transizione digitale, ecologica ed energetica, utilizzati invece per altri scopi, ma soprattutto i 4 indagati avrebbero rendicontato fra i fondi europei costi per importi
trasporti sovraffatturati o in alcuni casi per operazioni addirittura inesistenti. Per questo è scattato il sequestro di somme di denaro e di beni per circa 165.000 euro per indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione e la denuncia nei confronti di 3 palermitani, 2 donne di 29 e 34 anni e un uomo di 38 anni, legati alla società palermitana La Master Arredi, che opera nel settore del commercio di generi alimentari e di arredi da bar, riconducibili al brand internazionale del caffè Bacio Nero. Secondo l'accusa, inoltre, una delle società beneficiarie avrebbe richiesto e ottenuto in parte un contributo di importo superiore rispetto a quello spettante in base ai requisiti realmente posseduti. Oltre a denunce e sequestro sono stati anche bloccati i pagamenti di ulteriori contributi che erano in arrivo. Donazioni strumentali ad Dio Pizzo per ottenere sconti di pena. La denuncia arriva dall'Associazione di Catania, che ha ricevuto 5 bonifici di dubbia provenienza. Il servizio di Emanuela Corsi. 5 bonifici per un importo complessivo di 3.500 euro a favore di Addio Pizzo Catania. Nulla di strano se non si trattasse di donazioni strumentali fatte da soggetti di spicco della mafia catanese con lo scopo di avere uno sconto di pena previsto dalla cosiddetta riforma Cartabia. A denunciarlo è la stessa associazione che, di fronte alle donazioni di dubbia e discutibile provenienza, critica le norme che permettono sconti di pena facili agli autori di gravi reati. La possibilità data dalla legge di riforma di giustizia Cartabia di poter accedere a sconti di pena a chi si è macchiato di reati gravi, quali per esempio quello dell'estorsione, inviando un bonifico a un'associazione come la nostra, è per noi del tutto inaccettabile. Vorrei ricordare che un paio di anni fa abbiamo raccolto circa 8.000 firme e depositato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica proprio per evitare sconti di pena a chi fosse condannato per reati gravi. Ciò che ci preme sottolineare, dice l'associazione, è che non siamo assolutamente disponibili per il futuro ad accettare simili donazioni, diventando strumento di un sistema procedurale frutto di scelte politiche scellerate che non condividiamo. Con questi 3.500 euro ricevuti, Addio Pizzo pensa di realizzare progetti a favore della collettività, che verranno comunque resi noti. La restituzione del denaro, infatti, non avrebbe impedito ai benefattori di ottenere gli sconti di pena. La polizia penitenziaria ha sequestrato droga e smartphone lanciati dall'esterno della casa circondariale Maresciallo di Bona, ex carcere Uccerodone a Palermo. Ieri nel tardo pomeriggio sono stati individuati nelle intercapedine del cortile dal personale di polizia penitenziaria 2 involucri contenenti 2 smartphone di nuova generazione, cavetti di ricarica e 200 grammi di droga, ed è solo l'ultimo caso di sequestro nelle carceri di Palermo. Problemi burocratici superati. Adesso cambiamo totalmente argomento. A Catania, dove in extremis arriva l'aggiudicazione ad una ditta della realizzazione della tradizionale Fiera dei Morti. Il servizio di Roberta Lunghi. Assessore, la Fiera dei Morti si fa? Sì, possiamo dire finalmente che la fiera si farà, inizierà domenica prossima alle 10:30, verosimilmente ci sarà inaugurazione con il taglio rituale del nastro. Tradizione rispettata dunque da domenica 27 ottobre al 4 novembre nel parcheggio scambiatore Fontana Rossa. I catanesi potranno organizzare l'irrinunciabile visita alla Fiera dei Morti, per la quale si era temuto uno stop che si spiega così. Sono arrivate solo 2 offerte, una delle 2 a dire il vero non era un'offerta per l'organizzazione ma per la partecipazione, era una signora di Trapani che abbiamo dato il nominativo agli organizzatori. Catanesi dunque soddisfatti. Se si fa in extremis va bene lo stesso, perché si faccia, perché è una tradizione, chiamano tutti i catanesi. Si deve fare, perché è una tradizione che ogni anno per i catanesi è importante. È una tradizione catanese e il catanese dovrebbe andarci a vederla, insomma. Mentre sui luoghi 30 operai sono al lavoro per l'installazione degli stand, si vara anche un piano per la mobilità. La mobilità sarà curata dal collega Alessandro Porto e stiamo prevedendo dei varchi per quanto riguarda l'uscita dall'asse dei servizi con degli agenti della Polizia Municipale, e il parcheggio verrà fatto nella zona di via Forcile a scendere verso il parcheggio di Fontana Rossa, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo.
E adesso vi mostriamo le immagini delle cosiddette colombaie illuminate. Siamo nel cimitero monumentale di Catania, dove è stata riaccesa una zona rimasta al buio per diversi anni a causa dei continui furti di rame. Dopo le nostre segnalazioni il Comune di Catania si è immediatamente attivato, impegno rispettato da parte dell'assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia, che aveva garantito l'attivazione del servizio di luce votiva entro i giorni della commemorazione dei defunti. Controlli invece della Guardia di Finanza a Siracusa, a pochi giorni dalla festa di Halloween, oltre 53.000 articoli, da giocattoli a decorazioni per la festa, sono stati sequestrati durante un'operazione finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti. Le indagini hanno riguardato 2 esercizi commerciali di Lentini e uno di Francofonte. I prodotti sono stati ritirati dal mercato ed erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal Codice del Consumo. Adesso ci occupiamo dei medici del pronto soccorso, che non devono essere lasciati soli, almeno questa è la richiesta della CISL, che oggi ha manifestato il servizio di Roberta Lunghi. Prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute. Nello slogan della CISL c'è tutto il senso della campagna di informazione organizzata dall'Unione Sindacale Territoriale CISL a Catania sul tema della violenza sempre più in incremento nei confronti dei medici ospedalieri di pronto soccorso, ma anche nei confronti del personale sanitario e soccorritori. A Catania l'appuntamento al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. L'attesa, che in questo momento è la causa maggiore di quello che succede nei pronto soccorsi, è dovuta ai medici che lavorano, agli infermieri che lavorano, che stanno visitando e che sono sempre sul paziente. Una giornata nata per sensibilizzare i cittadini sul tema, con la distribuzione di materiale informativo, ma anche con la necessità di coinvolgere le istituzioni. Così l'assessore alla salute Volo. Dobbiamo sicuramente intervenire con provvedimenti molto importanti, molto seri, dei quali discuteremo, proprio parlavo un attimo fa con il prefetto di Palermo, e dobbiamo certamente dare delle risposte che siano, ma mi auguro anche a livello nazionale. Le richieste del sindacato sono comunque chiare. L'aggiornamento del DVR, quindi dei dispositivi di sicurezza, l'aumento del personale è fondamentale, poi chiediamo la costituzione parte civile da parte delle aziende per non lasciare i lavoratori soli e soprattutto a livello nazionale chiediamo il riconoscimento di un danno morale, danno di immagine ai professionisti della salute. A Palermo questa mattina è stato illustrato il nuovo modulo sanitario regionale della SEUS 118, potenziamento di mezzi e strutture in caso di emergenze come terremoti e alluvioni. Marco Gullà. La Sicilia si attrezza per fronteggiare le maxi emergenze. Questa mattina a Palermo la presentazione del nuovo modulo sanitario regionale della SEUS 118. L'obiettivo del progetto è quello di potenziare la capacità di risposta della rete sanitaria siciliana in caso di calamità o eventi straordinari come terremoti, alluvioni e inondazioni, migliorando la coordinazione tra i vari enti coinvolti e riducendo i tempi di intervento. Assessorato alla salute e protezione civile 118 in prima linea in questo modulo sanitario. Prevede un posto medico avanzato con 2 grandi tende pneumatiche circa 10 metri ciascuna, che all'interno, oltre a essere dotata di impianto elettrico, impianto di illuminazione, pompe di calore, prevede dei lettini, prevede strumenti elettromedicali come defibrillatori, aspiratori, ventilatori polmonari, ecografi e carrelli farmaci per i soccorsi. Potenziamento anche nei mezzi, i numeri sono decisamente importanti. Un catamarano, barelle galleggianti, idrocostume e muta per i soccorritori in caso di alluvioni, una colonna di mezzi di soccorso costituita da ambulanze, moto d'acqua con carrello, furgoni di vario tipo, auto 4x4 e auto di coordinamento soccorsi logistica. Il sistema di protezione civile ovviamente è un sistema che va a governare, ed è quello che si vede di più, l'emergenza, quindi la contingenza. Però in realtà protezione civile significa anche fare prevenzione, è una cosa molto importante. La prevenzione spesso però non si fa perché si vede meno, è meno percepibile, proprio perché insiste in una modifica di cultura. E da questo punto di vista lasciatemi dire che è molto importante, per esempio, che l'inserimento nuovo dell'educazione civica nei programmi scolastici prevede obbligatoriamente 4 ore di protezione civile. Ora si potrà dire che 4 ore sono poche.
E da domani torna a Catania il Track Tour Banca del Cuore, la campagna gratuita di prevenzione delle malattie cardiovascolari. L'obiettivo è rendere le precauzioni accessibili a tutti. Il servizio è di Simona Mazzone. Parte da Catania l'8ª edizione del Track Tour Banca del Cuore, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare che offre screening di prevenzione gratuita per i cittadini. A Catania il Jumbo Track sosterrà nel piazzale del centro fieristico Le Ciminiere dal 25 al 27 ottobre. Chi deve fare prevenzione cardiaca? Tutti, anche noi, ogni giorno bisogna fare almeno dopo i 40 anni un esame cardiologico completo di screening che permetta, come facciamo noi con una semplice goccia di sangue presa da un dito, di fare il profilo di tutto il colesterolo, soprattutto quello cattivo, quell'LDL che fa venire l'infarto e l'ictus cerebrale, ma anche l'uricemia, che è un importante dato che dà il concetto dell'infiammazione che è alla base dell'infarto, dell'ictus, del cancro, e della glicemia, perché sappiamo che molti sono diabetici ma non sanno neanche di esserlo. Il Track Tour Banca del Cuore poi si sposterà a Vittoria dal 29 al 31 ottobre, alla Fiera Emaia a Trapani dal 2 al 4 novembre in piazza Vittorio Emanuele. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa per il calcio. Bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, cominciamo con il Catania. Rossazzurri pronti ad affrontare le 3 partite in una settimana che cominceranno con quella di domenica contro il Latina. Il tecnico toscano potrebbe far giocare titolare inglese. Servizio. Latina, Turris e Messina, il trittico di partite che attende il Catania, che può dare ai rossazzurri una svolta al campionato. Gare tutte alla portata della squadra allenata da Mimmo Toscano, che ha l'occasione di mettere in cascina punti pesanti e lo sgomitare in alta classifica. Gli impegni ravvicinati possono essere un problema, ma Toscano è pronto a fare leva su tutti gli uomini a disposizione in questo momento, e poi, giocando 2 volte al Massimino, i rossazzurri potranno contare anche sulla spinta dei propri tifosi. Si comincia però con la partita contro un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata la panchina a Padalino. I laziali a tutt'oggi sono senza un vero sostituto e quindi anche indecifrabili su come arriveranno al Massimino. Un aspetto da tenere in considerazione: il tecnico etneo dovrebbe mescolare le carte a cominciare proprio dalla gara di domenica. Nella valutazione dello staff c'è l'impiego di Carpani dal primo minuto, ma soprattutto quello di Inglese, che da subentrato ha sempre fatto gol, ma domenica potrebbe giocare da titolare, prendendo il posto inizialmente di Montalto, partito dal primo minuto a Foggia. Da stabilire anche chi lo affiancherà tra Stoppa ed Andrea, entrambi alla ricerca del primo gol stagionale. Adesso parliamo del Palermo, che è al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro la Reggiana. Il tecnico Dionisi sorride, Berri è stato recuperato e ci sarà Marco Gulla. In vista del match contro la Reggiana, le buone notizie per Alessio Dionisi arrivano dall'infermeria. Valerio Verrece spera di essere l'arma in più per la sfida di sabato. Il centrocampista del Palermo sembra aver recuperato totalmente la botta di Modena, che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo. Un recupero in extremis, quello di Verre, tra i migliori dello scorso match, e ora possibile candidato per il prossimo incontro. I cali di concentrazione del Palermo in determinati match rappresentano un difetto di fabbrica per la compagine rosanero, che però non può più permettersi passi falsi. Sicuramente è importante non perdere terreno e cercare nelle prossime partite di fare risultati che ci permettano di avvicinarci alle prime posizioni. Penso sia importante, se noi vogliamo fare un campionato di vertice, e dobbiamo fare uno switch in tal senso, e da parte nostra c'è tutta la volontà di farlo. Switch, cambiamento che Dionisi vuole già a partire dal match di sabato. Brunori corre verso una maglia da titolare, Di Francesco e Insigne dovrebbero supportarlo in avanti. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.